La riforma dello sport impone alle società una serie di adempimenti che rendono la vita difficile a chi fa sport con spirito di volontariato e permette a tanti giovani soprattutto di praticare una disciplina. Uno dei problemi è rappresentato dai costi per i corsi di formazione obbligatori. Questi esborsi mettono in crisi i bilanci delle associazioni dilettantistiche già alle prese molto spesso con problemi economici che talvolta ne minano la sopravvivenza. La Regione Friuli Venezia Giulia, con una misura ad hoc finanziata dai consiglieri regionali Mauro Di Berta ed Edi Morandini del gruppo Federica Presidente, viene incontro alle associazioni. La Regione l'ha recepito, mi ha dato delle risorse, noi abbiamo fatto ciò che la legge prevede, ringrazio il Consiglio regionale e l'assessore per questo ed è un primo intervento per affrontare una nuova problematica che questa pseudo riforma pone, che è quella della sicurezza sui posti di lavoro, nel caso specifico nei nostri impianti sportivi. Alla presentazione dei primi esiti prodotti dalla misura ha partecipato anche il vicepresidente della giunta regionale e assessore allo sport Mario Anzil. Noi abbiamo 2800 associazioni sportive nella nostra regione, di queste solamente 2 sono di società professionistiche, le altre sono tutte dilettantistiche e questo rende chiaro qual è il ruolo del volontariato nella nostra regione. Dire grazie è già qualcosa, però poi oltre alla gratitudine volevamo testimoniare un intervento concreto e l'abbiamo fatto.